In Commissione Lavori Pubblici era scattato il semaforo rosso, in aula è arrivato invece quello verde, licenziato ieri sera dalla maggioranza che sostiene il sindaco Firetto il piano triennale delle opere pubbliche, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2017 che sarà trattato dall'Assise cittadina nella seduta del 28 dicembre. L'opposizione, attraversata da qualche timida perplessità, ha poi risposto compatta no. L'altra prova di fuoco è attesa con molta probabilità per martedì prossimo, quando l'Aula tornerà a riunirsi per esaminare la proposta di delibera relativa all'aumento del costo della Tari 2017. C'è circa 1,5 milioni di euro da spalmare. È in arrivo una nuova stangata per gli agrigentini? Vedremo. Da qui in avanti comunque la parola d'ordine dell'amministrazione Firetto è lotta all'evasione, altrimenti il rischio dissesto sarà inevitabile, come conferma ai nostri microfoni l'assessore al bilancio di Palazzo dei Giganti Giovanni Amico. Noi sappiamo che possiamo trovare l'equilibrio aggredendo alcune parti delle entrate che sono quelle riferite all'evasione. Quindi nel 2018 e nel 2019 ci saranno importi legati al recupero dell'evasione importanti ed è chiaro che la tendenza dovrà essere invertita per mantenere l'equilibrio dell'ente e quindi la continuità dell'ente. Se questo progetto fallirà, cioè se la riscossione e quindi l'aggressione dell'evasione si trasformerà in un flop, evidentemente dovremo fare i conti con i piani di riequilibrio, con il dissesto dell'ente. E una delle criticità rispetto al rischio dissesto è rappresentata anche dai contenziosi, un fronte aperto e ampio su cui la Giunta sta lavorando. Noi abbiamo contenziosi importanti, siamo riusciti finalmente dopo mesi di approfondimenti con gli uffici e di confronti con gli uffici ad addivenire, diciamo così, ad una dimensione di passività potenziali e quindi conosciamo qual è la potenziale passività proveniente dai contenziosi. Ovviamente va fatta un'analisi prognostica sull'esito di questi contenziosi, perché la dimensione del contenzioso è enorme, ma c'è una parte del contenzioso sul quale l'ente ritiene di poter essere vincente e altra parte su cui invece può essere soccombente. Questa valutazione è una valutazione che già in questi bilanci è presente e in questi bilanci ci sono accantonamenti per rischi legati al contenzioso e quindi alle passività potenziali già importanti. Questo per dire appunto che la spesa dell'ente è condizionata sostanzialmente anche e soprattutto da tutte queste tutele che la legge impone rispetto al verificarsi di potenzialità future o rispetto al mancato incasso delle entrate bollettate.